Temperature in forte rialzo, 20 gradi e più, per un'improvvisa anticipazione di primavera. A Venezia, come in altre località del Veneto, non occorre certo scomodare il classico dibattito sull'esistenza o meno delle mezze stagioni per affermare che ci si trova davanti ad un fenomeno quantomeno curioso. È febbraio, ma sembra di essere perlomeno già ad aprile e dalle prime ore della giornata il parco di San Giuliano si è immediatamente affollato di tantissimi mestrini. Lei viene spesso qui a San Giuliano oppure ha No, approfittato? variamente, ogni tanto, sì. Adesso ha visto com'era il tempo per cui ha deciso di venire. Esatto, si sta benissimo. Ultimamente si passa da una stagione all'altra, anche se in questo caso, quest'ultimo anno, pare di sì. Un Ma è po'. contenta che faccia così caldo? Sì, assolutamente sì. Non ha nostalgia dell'inverno? Assolutamente, anche se è stato un inverno non rigido. Lo trovo un po' troppo assurdo, c'ho tutte le piante che stanno andando in fiore, poi hanno chiamato freddo di nuovo questa settimana, per cui non esistono più le famose mezze stagioni. Ho comprato l'altro giorno roba estiva e è già entrata in uso subito. Ma lei la roba invernale si fida a metterla in armadio? No, assolutamente no, proprio ancora. Però rispetto a qualche giorno fa ha dovuto cambiare abbigliamento, forse. Infatti ho tolto la maglia stamattina perché sudava. Tra chi corre, chi passeggia da solo o in compagnia, chi porta a spasso il cane, si incontrano anche gli iscritti ad una palestra di box che, vista la chiusura delle strutture, si trovano per allenarsi all'aria aperta. Praticamente c'è una palestra alle sue Sì, spalle. è una palestra per amatori. Noi siamo alla Cipressina di solito, ma essendo chiusa rispettiamo tutte le regole stando qui fuori e cerchiamo di aiutare tutti quanti perché la situazione è un po' disastrosa a livello economico e anche questo secondo lockdown anche a livello mentale tanti hanno delle problematiche non indifferenti, però cerchiamo quello che possono, fanno un'offerta se fanno, se no li aiutiamo e basta.